Il prossimo 1° d'aprile Cristiano Doni festeggerà 37 anni. Giocatore esperto, dotato di buoni numeri, di certo non un signore in campo. Anche ieri il capitano dell'Atalanta ha cercato di attaccare rissa nel finale dopo aver fatto ammonire con questa simulazione l'ingenuo Morero. Attenzione prego, Morero entra deciso tra le gambe di Doni, non trova la palla ma non c'è contatto. Eppure il signor Doni lancia un urlo straziante e cade a terra come se colpito da una fucilata. E questi dovrebbero essere giocatori rappresentativi che danno l'esempio ai più giovani. Complimenti anche per la sceneggiata finale, mentre tutti cercavano di calmarlo, lui ha perso il controllo tentando di venire alle mani prima con Yepes, poi con Mantovani, colpevoli di chissà quale affronto. Ed ora la partita. Chievo in campo con 2 novità, Morero in difesa, De Paula in attacco. Chi sperava in una modifica del rombo è rimasto deluso. Ariatti e Bentivoglio in panchina, Luciano, Rigoni, Marcolini e Pinzi in campo. A pochi minuti dall'inizio, Sardo, calciando in porta nel riscaldamento, si procura una contrattura muscolare dentro Frey che doveva andare in tribuna. Il solito rombo, Morero, e poi anche è stato un po' obbligato a cambiare. Non Sardo, sì, no? No, a prescindere Marcos, poi anche Marcos un po' lo vedevo bene da 2 settimane, lo vedevo allenarsi bene, come ha sempre fatto. Avevo voglia di dargli una possibilità anche a lui e penso che abbia dimostrato anche lui di essere uno di noi, no? Questo è importante. Mentre Morero, che nell'ultima partita col Siena abbia preso qualche contropiede, qualche ripartenza di troppo, avevamo meno, secondo me con Sardo, Davide, Mario e Andrea avevamo meno, secondo me, velocità e anticipo, e oggi serviva secondo me qualcosa di questo genere. Poi Gennaro si è fatto male il riscaldamento e Nicolas ha fatto una grande prestazione, sono contento per lui perché comunque è un titolare che per noi sappiamo benissimo è un giocatore importante. Primo tempo senza grandi emozioni, Atalanta impacciata, Chievo compatto e aggressivo come vuole Di Carlo, poco gioco, poche palle gol fino al 44esimo, quando Pellissier controlla benissimo l'ennesimo lancio lungo, calcia in porta e trova un gol fortunoso, agevolato dalla deviazione di Garrix. Siamo orgogliosi, abbiamo carattere, vogliamo assolutamente dimostrare a tutti che, come ci è stato detto e scritto, che siamo una squadra Serie B, non fa risultato. Non sono solo parole, noi sappiamo che abbiamo una grande squadra, abbiamo tanti giocatori che vogliono dimostrare che sono da Serie A e lo hanno dimostrato oggi sul campo con carattere, vincendo una partita difficile su un campo ostico, quindi penso sia stata una grandissima partita. Nel secondo tempo l'Atalanta si fa più intraprendente, il Chievo aspetta per poi colpire in velocità. La squadra di Mutti non ha fortuna, Garrix di controbalzo colpisce la traversa, poi Marcolini, ben servito da Pellissier, sfiora il raddoppio. Rigoni, già ammonito, si fa cacciare per questa entrata su Volpi. Nel finale Sorrentino sale in cattedra e dove non ci arriva lui ci pensa Bentivoglio, che salva così il risultato. Positiva è la prima partita da titolare di De Paula con il Cagliari, domenica prossima toccherà ancora a lui. Ma aveva voglia di dimostrare che può stare in questo gruppo, lo dimostra ogni giorno in allenamento, quindi ha delle qualità straordinarie, l'avevo detto già a inizio campionato. Se ha la fiducia del mister come ce l'ha, penso che possa far molto bene. Ci siamo chiesti come mai hai giocato la prima partita dall'inizio solamente adesso? Ma io non lo so, io faccio solo... Lo chiedere al mister? Sì, quello sì, ma io niente, io faccio solo il mio durante la settimana e mi metto a disposizione sempre della squadra e del mister. Molti non lo sanno, non conoscono la tua storia. Ah, Marcos De Paula, quel giovanotto, insomma, certo sei giovane, ma sei giovane come Granocchia, diciamo. Sì, giovani non sono più giovani come una volta, però la Serie A sono arrivato adesso perché, come ha detto lei, io ho avuto un sacco di problemi, poi da 1 anno e mezzo in qua sto bene, non ho avuto più nessun infortunio, allora mi è stata data questa occasione. È vero che insomma hanno cercato anche di mandarti in Serie B e tu hai rifiutato? Questa è una storia. Si può dire, insomma. Questa è una storia lunga, adesso il calciomercato è finito, io penso solo a Chievo fino alla fine. Quindi credo che lo rivedremo anche in futuro. Ma speriamo, sì, dipende come si allena in settimana, da come i ragazzi si propongono. Ormai vediamo il campionato di ritorno, come dico sempre, è più difficile giocare in casa, no? Il campionato di ritorno, perché bisogna esporsi, bisogna cercare soprattutto quelli che devono salvarsi. Bisogna aprirsi un po' agli avversari, il Chievo ha una sua identità, quest'anno siamo migliorati in casa perché comunque abbiamo fatto 2 vittorie in più dell'anno scorso, voglio dire, però questo non vuol dire che bisogna cercare di accontentarsi chissà di cosa. Noi abbiamo la nostra caratteristica, domenica affronteremo un Cagliari che è da Champions League, perciò
tutti quanti insieme a rimetterci in corsa per cercare di battere questo Cagliari con le nostre qualità. Le ultime immagini della giornata, la maglietta portafortuna di Pellissier con moglie e figlia e il saluto dei tifosi atalantini a Luciano che se ne sta per tornare negli spogliatoi.